Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Ok, ci siamo, Perfetto. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto per quanto riguarda lo spazio di Mixed insieme al nostro Enzo Cattaruzzi. Tre gli argomenti che tratteremo quest'oggi, tre argomenti molto importanti per quanto riguarda l'attualità di cronaca nell'immediato. E allora partiamo subito, Enzo, con il discorso legato alla possibile costruzione di questa acciaieria nella zona industriale Ausa Corno. Ieri c'è stato un incontro anche con i sindaci e la Daniele in particolare. Qualcosa è emerso e so che tu hai importanti novità da darci, no? E da comunicarci. Sì, ciao a tutti. Dunque, mi pare che il fatto, diciamo così, è molto importante perché abbiamo visto che la regione praticamente è ferma, lascia fare, evidentemente o sa qualcosa o non sa cosa fare, ma comunque sia, Daniele ha preso in mano la situazione, ha convocato i tre sindaci di Grado, di Marano e di Lignano per poter far loro una proposta che naturalmente per cercare di convincere appunto la controparte vera che però guarda sempre alla regione. Bene, io ho sentito anche il sindaco di Marano, il quale mi ha detto proprio che loro sono preoccupati per gli interventi, per gli aspetti ambientali, anche perché il comune di Marano è un comune che al 90% è sulla laguna, no? Quindi è una cosa molto importante. Era presente anche il sindaco di Grado Kovacs e il sindaco di Lignano, la Giorgi, per cui è stato un no all'unisono, no all'acciaieria, non vogliamo avere in maniera molto forte, mi dicono anche in maniera unanime, contrario al progetto perché insomma lo ritengono non consono alla zona. Certo. È chiaro che Daniele ha cercato insieme con il partner di Metinvest ucraino, ha cercato anche di convincere gli amministratori dicendo che la volontà è di portare appunto progresso, futuro, con questa acciaieria green che non sarebbe impattante, dovrebbe essere un'eccellenza mondiale dell'acciaieria. Noi sappiamo, io apro qui la parentesi, qual è il pericolo, qualora la regione dicesse di no, qualora tu dicessi di no, c'è sempre un qualcosa che nell'aria aleggia, cioè l'accordo Italia-Ucraina, proprio sappiamo che la Meloni è molto propensa a dare una mano all'Ucraina, l'Ucraina ha bisogno in questo momento e per cui si potrebbe anche ipotizzare qualche caduta, diciamo così, a livello nazionale, qualche commissario. È chiaro che qui la cosa è molto spinosa, molto delicata, anche perché la maggioranza è in centrodestra e quindi verrebbe a crearsi un cortocircuito non da poco, perché sono scesi in campo anche gli ambientalisti e in ogni caso io penso che il proprietario dell'importantissima Danieli certamente cercherà anche altre soluzioni. Perché Certo, però la domanda Enzo nasce spontanea, no? A questo incontro la Daniele ha convocato soltanto i tre sindaci delle importanti città turistiche del litorale alto Adriatico, non ha convocato ad esempio il comune di San Giorgio o quello di Carlino, che sono i più diretti interessati, no? Oltre chiaramente a Marano, Grado e Come Lignano. sai che San Giorgio mi pare la situazione è un po' bifurca, come si dice, no? C'è qualcuno che vorrebbe, qualcuno no, quindi San Giorgio, diciamo così, non è interessato, ma la laguna non è sua. Per cui il problema è questo, se tu ti ricordi, molto tempo fa, nel mese di, mi sembra nel 2019, a febbraio, comunque all'inizio dell'anno, si era incagliata una nave, Sì. no? In quella zona e hanno dovuto in qualche modo correre ai ripari perché il pescaggio era basso. Cioè. Ecco, questo è uno dei tanti problemi che potrebbero succedere, no? Perché qui non si tratta solo dell'acciaieria, si tratta anche di tutto il resto, no?
E quindi Marano dice che il pescaggio dovrebbe essere 7,5 metri, però vogliono fare un pescaggio di 13.000, di 13,5 o anche di più, quindi verrebbe in qualche modo a creare uno squilibrio in tutta l'area. Ecco, quindi questo è un problema che certamente la regione dovrà scendere in campo sicuramente il presidente della regione, come dovrà scendere in campo l'assessore Bini. Certamente che io penso che noi dovremo sentirlo a breve, appena avrà finito le vacanze, io penso che gli spetti anche dire la sua parola, dato che è protagonista in primis. Poi c'è un altro problema grosso, lo hai accennato tu, la questione del centro dell'hub previsto a Ialmicco, dove praticamente la gente è scesa all'unanimità in strada, dice non la vogliamo, non vogliamo avere... E anche qui ricordiamo che ci sono i sindaci del territorio pronti a dire no, ecco, tanto per essere chiari, indifferentemente dalle aree politiche. Ecco, pronto a dire no. Addirittura c'è un'accusa abbastanza netta dell'ex sindaco di Palmanova Martinez, ora consigliere regionale, dove dice ma io ho degli atti dove praticamente è inoppugnabile che il presidente Federica sapeva tutto, perché in quanto presidente della conferenza delle regioni, in ogni caso dice lui sapeva perché il sito avrebbe dovuto essere individuato in sintonia comunque tra governo e regione. E questo sentiremo anche Federica, quello che dirà, insomma, perché la cosa è veramente... e qui c'è il silenzio anche su questo punto, insomma, sono le vacanze, però abbiamo già 2 punti dove la regione sta in qualche modo... 2 fronti molto caldi, come si dice. Molto caldi, sicuramente. Senti, tra l'altro, per restare proprio in tema hotspot, proprio hub, come viene detto adesso, proprio negli ultimi giorni è uscita anche una presa di posizione da parte della stessa Lega del provinciale, no? Che ha detto no, qua non si fa nulla, Ialmicco non si deve fare, eccetera. Allora ogni tanto c'è da capire, ma qualcuno sa cosa fa la mano destra e la mano sinistra e viceversa all'interno della stessa area politica? Il problema qual è? Che un conto è la visione della regione, un conto è la visione dello Stato e un conto sono chi è sul front line, cioè sono i sindaci che hanno sotto casa la gente che protesta, che non vuole, che non capisce, che cerca di capire il perché, il per come. E per cui questo è, probabilmente si troverà una soluzione nel momento in cui Federica parlerà con i sindaci interessati, perché questo dovrà essere il punto di caduto, come si dice, no? Il presidente della regione in questo momento ha un potere enorme non solo per il consenso che ha avuto, ma è anche il coordinatore della regione d'Italia, quindi diciamo così è come un ministro. Ecco, per noi è un punto di riferimento, cioè, assoluto, insomma. Ecco. Quindi vedremo, anche perché questo progetto di bloccare tutto quanto ha un comitato molto forte che nel giro di 48 ore ha portato in piazza 700 o più persone, dove ha coagulato anche altri comuni, e quindi abbiamo la Bassa che sta bollendo. Cioè possiamo dire che la Bassa sta bollendo. San Giorgio di Nogaro, la Laguna di Marano, Il Palmarino. E il Palmarino mi pare che ce n'è abbastanza, insomma, no? Allora Enzo, andiamo a chiudere questo appuntamento per quanto riguarda invece il rinnovo della Camera di Commercio a livello regionale. Ci sono anche qui tante novità, probabilmente da Pozzo resterà in sella, ma cosa ci dici? Sicuramente resterà in sella dopo 2 mandati della Camera di Commercio di Udine, si accinge a fare il secondo mandato della Camera di Commercio Unica. È ritenuto il candidato, diciamo così, tra virgolette, ideale per continuità, per esperienza e quindi per portare avanti questo importante istituto regionale. Io penso che anche la conferma sarà del ticket con Michelangelo Agrusti sicuramente, comunque nel segno dell'esperienza e della continuità, come si dice. Però come vediamo i componenti scenderanno da 33 a 25, c'è una cordata che fa parte dove la Confindustria appunto Alto Adriatico guidata da Agrusti, la Confapi, la CNA, la Commercio di Udine, quello di Pordenone, il Confezionato di Udine e di Pordenone, e poi abbiamo anche la Confindustria di Udine. E quindi vediamo che sono due cordate differenti, c'è ancora questa diversità, diciamo così, nella continuità tra la Confindustria di Udine e il resto, cioè ancora Agrusti, Danieli, c'è questo, diciamo, questo derby
anche qui in Friuli, che io penso porti anche bene per quanto riguarda il dibattito, no? Il confronto, perché è giusto, abbiamo bisogno anche di avere più linee, non un monopolio da una parte e dall'altra, per cui io penso che sapremo tutto sicuramente, perché tutto sarà nelle mani della regione, quindi Federica dovrà fissare la prima riunione con tutta probabilità a settembre, e proprio magari a Villa Manin, dove si celebrerà i 5 anni del primo mandato, insomma, il primo lustro della Camera di Commercio Unica, in quel 8 settembre, si parla della data dell'8 settembre, che è una data insomma fatidica per gli italiani, dove lì si farà festa e vedremo il nuovo assetto. Assetto che, a mio modo di vedere, porta acqua un po' anche alla nuova politica regionale, perché stiamo vedendo che stanno cambiando molte cose, sia nel campo della carta stampata, sia nel campo della TV, nel campo della politica. Insomma, c'è un rinnovamento e c'è anche, diciamo così, una presa di posizione di molti poteri, e quindi potrebbe avere anche un riverbero diverso, insomma, no? Continua un po' il braccio di ferro, ecco, questa è la verità. Bene, grazie Enzo. Con Mixed noi torneremo venerdì, stessa ora, stessa rete. Grazie a voi per la visione e l'ascolto. Non resta che salutarvi e darvi un cordiale buon proseguimento di giornata. Alla prossima. Mandi. Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti